Alla guida di Confcooperative Venezia è stato riconfermato l'uscente Paolo Tiozzo, già vicepresidente nazionale di Confcooperative Fedagripesca, federazione che rappresenta il comparto agroalimentare. Per i prossimi 4 anni Tiozzo, presidente dell'OP Fasolari e vicepresidente del Cogevo Chioggia, guiderà le cooperative della città metropolitana di Venezia. Cooperative che stanno puntando molto sulla sostenibilità ambientale ed ecologica, ma la cui sostenibilità economica finanziaria è spesso a rischio. Flessibilità nel mondo del lavoro è stato il focus centrato da Tiozzo e da qui i progetti in essere di politiche attive sul lavoro, i progetti di housing sociale, l'utilizzo dei fondi del PNRR e la formazione continua dei cooperatori, ma anche i nuovi modelli di cooperativa, dai workers buyout e altri modelli a cui il mondo cooperativo veneziano sta partecipando, volendo diventare protagonisti delle nuove sfide che attendono il mondo delle cooperative all'interno della città metropolitana, un mondo che si è dovuto rivedere e formarsi di volta in volta e con il quale la regione stessa sta collaborando, come ha riferito l'assessore regionale Donazan. Seppur il numero delle cooperative sia in calo, ha sostenuto il presidente di Confcooperative del Veneto, vicepresidente nazionale, il fatturato è in crescita e il sistema di sussidiarietà che le cooperative forniscono funziona. Al meeting erano presenti anche i consiglieri regionali Montanariello e Baldin e l'eurodeputata Rosanna Conte, oltre che Don Marino Callegari, delegato dal vescovo di Chioggia come apostolato del mare e per il sociale. Carne al fuoco, specialità carne, sughi gustosi, tagli ricercati, ricchi panini e i capricci di mare. Dal lunedì al venerdì puoi scegliere anche l'ottimo menù carne al fuoco, diverso ogni giorno. Il tutto servito o take away. Carne al fuoco in Viale Umbria a Sottomarina.